Liguria, Marghera, il primo approdo temporaneo per le navi da crociera, il terminal per l'accoglienza e la gestione dei passeggeri. La Tracco accoglierà nell'anno in corso 32 grandi navi. Sono 234 i bambini fuggiti dall'Ucraina, arrivati in Veneto senza i genitori, rimasti nel paese in guerra. Sopralluogo di Zaia, del capo della Protezione Civile Nazionale Curcio, al Lab di Noale. Ho visto sguardi spettrali. Il cadavere nel borsone sul Po è quello di una giovane donna di carnagione bianca in acqua da pochi mesi. I carabinieri setacciano l'elenco delle scomparse, sfumano definitivamente le ipotesi di Samira e Isabella 90. Covid, variante Omicron 2 scuola, 2 mesi dalla fine delle lezioni, contagi in aumento e diffusività della nuova variante preoccupano. Cresce il numero di classi con positivi. Si faccia l'autonomia anche in Campania, la replica di Zaia all'attacco di Vincenzo De Luca sulle diverse risorse per la sanità tra nord e sud. Intanto nei 19 DDL collegati alla manovra sono previste misure proprio per l'autonomia differenziata. La storia di Brian, studente coneglianese di 22 anni che sui social sta raccontando il suo percorso di transizione di genere. Per anni sono esistito, oggi finalmente sono. Il Senato ha dato il definitivo via libera all'istituzione della giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini, fissata per il 26 gennaio. Il presidente Anna Favero, un onore. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, giornata importante quella di oggi per la crocieristica a Venezia. È stato inaugurato alla presenza del ministro Giovannini l'approdo temporaneo per accogliere le grandi navi fuori dalla laguna. Ne arriveranno 32 entro quest'anno. Cerimonia di inaugurazione oggi della banchina Liguria, il primo approdo temporaneo per le grandi navi qui a Porto Marghera. 105 giorni di lavoro, oltre 1.800.000 euro, realizzato secondo cronoprogramma grazie all'impegno di tutte le forze in campo. Al taglio del nastro dell'approdo temporaneo operativo dal 9 aprile, che quest'anno accoglierà 32 grandi navi, il ministro Enrico Giovannini. Un lavoro avviato, ha detto, per assicurare un futuro alla crocieristica. Le scelte che sono state fatte fino adesso sono in fase di realizzazione, come vediamo oggi, cioè approdi temporanei a Marghera e non solo a Marghera, per cui stiamo valutando altre ipotesi per assicurare, anche in presenza di condizioni meteo particolari, l'arrivo comunque in sicurezza delle navi da crociera. Una rarità che un ministro che decide l'opera poi la venga anche a inaugurare, l'elogio del governatore Zaia presente all'inaugurazione. Il progetto si è concentrato sulla realizzazione di strutture per la gestione dei passeggeri con una stazione provvisoria e di ambienti per le istituzioni doganali e di frontiera. È una delle migliori banchine commerciali che ci sono in Italia, dedicata al traffico contenitori, che è stata in parte dedicata, principalmente nella giornata di sabato e una domenica al mese, al traffico crocieristico. I passeggeri in imbarco vanno comunque alla marittima, poi vengono portati qua e fanno l'imbarco. Mentre lo sbarco avviene attraverso questa tensostruttura di 1000 metri quadri, dopo la quale i passeggeri vengono o portati alla marittima con i pullman oppure all'aeroporto. Lo step successivo prevede l'adeguamento dell'approdo banchina Lombardia entro il 30 aprile e la conclusione dello studio di accessibilità nautica del canale Malamocco-Marghera entro settembre. La crocieristica dunque, anche se con numeri differenti, riparte. Noi passiamo dal 2019, in cui avevamo circa 565 navi, al 2022, in cui riusciremo a gestire tra tutto 200 toccate. Quindi questo significa che c'è stato ovviamente un colpo incredibile dato dal decreto 103, ma siamo riusciti quantomeno per quest'anno ad avere più di un terzo delle navi numericamente che avevamo. Nessuna risposta invece da parte del ministro sui ristori sia per le compagnie rimaste fuori dalla laguna che per i lavoratori della crocieristica che hanno subito un pesante contraccolpo. E quella di oggi è stata anche la giornata della visita al Lab di Noale del numero 1 della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, che insieme al presidente Zaia hanno visitato il centro di prima accoglienza dedicato ai profughi ucraini. Sono quasi 12.000 in Veneto, 234 i minori non accompagnati, il lato più drammatico, dice Zaia. Abbiamo incontrato una coppia di giovani con un bimbo piccolo, lui oncologico, una coppia di fratello e sorella, lei incinta, lui minorenne, scappati, hanno lasciato la madre e il padre che ha avuto un ictus qualche ora prima della loro fuga.
e poi ancora un'altra coppia con lei che partorirà a ore. Diciamo che è poi una coppia di fratelli che non hanno più nessuno in Ucraina e uno dei due fratelli è in carrozzina. Hanno tutti degli sguardi spettrali. Si concentra sul risvolto umano della tragedia ucraina Luca Zaia, a margine del sopralluogo che ha portato all'hub di prima accoglienza di Noale anche il numero 1 della protezione civile italiana Fabrizio Curcio. Il numero degli arrivi registrato in Veneto dalle prefetture da 40 giorni a questa parte è di 11.459 profughi, poco meno le tessere sanitarie temporanee rilasciate. Di questi soltanto 218 sono ospitati negli hub individuati dalla regione, oltre a Noale, Asiago, Isola della Scala, Monselice e Valdobbiadene, ma è una cifra più di tutte che rivela il dramma di un popolo. I bambini minori non accompagnati in Veneto sono 234, sono fra virgolette orfani, cioè non hanno genitori, non hanno nessuno. Purtroppo arrivano con dei numeri di telefono segnati sulla mano, sulle braccia, ed è l'immagine plastica di questa tragedia. Zaia che poi è tornato anche sulla questione degli ucraini da inserire nel mondo del lavoro. Non può passare l'idea della disinformazione dove addirittura si coccola la fake news di dire che gli ucraini sostituiranno i lavoratori che non si sono vaccinati. Non è vero, cioè nel senso che gli ucraini andranno purtroppo a fare attività che nessuno vuol fare, perché questa è la verità. Di modello Veneto nella gestione di questa nuova emergenza ha parlato lo stesso Curcio. Certo, al momento l'accoglienza resta per lo più diffusa, difficile capire per quanto. Ora sembra che gli arrivi diminuiscano, però dipenderà da quello che succede su quei territori, quindi potrebbero riprendere. C'è un tema, tra virgolette, anche di, chiamiamola emersione, no? Di questi 85.000 persone, noi appunto ne assistiamo direttamente una minima parte. Quanto la rete amicale continuerà a essere, come dire, a sostenere le altre che si sono autonomamente sistemate. Questi sono dubbi e domande che noi per primi ci facciamo, non abbiamo le risposte per tutte. E adesso la storia della fuga dalle bombe di Kiev e l'arrivo all'hub di Noale grazie ad un amico, ex collega di lavoro di Mestre. Il racconto tra le lacrime di due fratelli ucraini. Una settimana fa sono arrivati a Mestre, a stazione centrale, perché partiti un po' di prima da Ucraina, perché abitiamo proprio a zona dove vicino a Kiev, diciamo. Chi parla è Alessandro Lisak, 56 anni, con il fratello Misha, 29 anni, disabile al 100%, racconta la fuga dall'inferno di Kiev grazie ad un amico di Mestre che con un furgone li ha raggiunti al confine tra la Polonia e l'Ucraina per portarli a Mestre dopo aver percorso più di 3.000 chilometri. Io ho lavorato qua in Italia a Mestre tanti anni per mio fratello è disabile, già 29 anni in questa situazione e si preoccupavano mamma. Adesso mamma quando è morta io ho dovuto lasciare l'Italia per tornare a casa per preoccupare il mio fratello. Lo sguardo carico di commozione, la voce strozzata da lacrime trattenute a stento, ma solo per un po'. Quando è successa questa guerra, questo disastro che ha creato, se io posso muovere, posso scappare da qualche parte quando bombardavano, quando questi aerei sparavano sulla testa, lui non si può muovere. Qui in Veneto è a casa, dice, chiedendo un lavoro che gli permetta però di accudire il fratello. Certo io volevo tornare, però io non posso abbandonare il fratello se troviamo qualche possibilità per sistemare lui. Io vado a lavorare per piacere perché io quanti anni? 14 anni ho lavorato in Italia. Alessandro e Misha fanno parte dei 45 rifugiati ucraini al momento ospitati all'ospedale di comunità di Noale, ora anche hub, tra gli avamposti della solidarietà nel nostro territorio. Voi sapete che le persone che arrivano qui sono in transito, quindi nel momento in cui arrivano vengono registrate dai volontari della GESI o della protezione civile, dopodiché vengono, diciamo, a mo' di albergo allocate all'interno delle stanze che sono disponibili e libere. 280 ad oggi le persone transitate nel centro di accoglienza di Noale per un totale di 120 posti letto. Si fermano di media fino a un massimo di 5-6 giorni, quindi se decidono di restare vengono trasferiti in alloggi definitivi.
La cronaca, torniamo a parlare del cadavere riemerso dalle acque del Po nel Rodigino. Si tratta di una giovane donna di carnagione bianca che sarebbe in acqua da pochi mesi. I carabinieri di Rovigo stanno setacciando l'elenco delle donne scomparse. Si spegne ogni speranza per il fratello di Isabella, Paolo Noventa. Le speranze non sono mai abbandonate. Dalle indagini che hanno svolto le celle telefoniche di tutti i telefonini dei 3 assassini, nessuna ha avuto contatti con le celle telefoniche di quella zona, per cui è molto difficile e si aprirebbe un altro scenario di una quarta persona in questo caso, sarebbe abbastanza improbabile. Anche la procura di Padova spegne le speranze di Paolo Noventa, il fratello di Isabella, la segretaria di Noventa padovana uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 dal terzetto diabolico Freddy e Deborah Sorgato con Manuela Cacco. Nessuna segnalazione è arrivata agli inquirenti che possa far pensare che il cadavere riemerso dalle acque del Po a causa della siccità a Occhiobello possa essere il suo. Lo stesso Sorgato, tra l'altro, aveva confessato di aver gettato il corpo senza vita di Isabella nel Brenta. Non è Isabella, non è neppure Samira El Attar, uccisa dal marito Mohamed Barbri a 43 anni a Stanghella nell'ottobre 2019. Troppo tempo è passato per entrambe. La donna che le acque del grande fiume hanno restituito lunedì pomeriggio, quando un dipendente dell'agenzia interregionale per il Po ha notato il borsone tra le pietre dell'argine, appartengono a una giovane donna di carnagione bianca, secondo il primo esame cadaverico effettuato sul povero corpo mutilato, piegato in posizione fetale e infilato in una sacca. Senza testa e senza abiti, il borsone sportivo lo avrebbe protetto per mesi dall'aggressione dei pesci. Servirà almeno un mese per l'esame del DNA, spiegano gli inquirenti, che intanto analizzano le denunce di donne scomparse tra Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Nel frattempo la cronaca riapre antiche ferite mai rimarginate in chi aspetta che il fatto restituisca un corpo da salutare, come accade a Paolo Noventa. Ogni volta ti apre il cuore sapere che c'è sempre una novità, c'è sempre la speranza di questo ritrovamento del corpo, era la cosa che ci tenevamo di più. Voi ci credete ancora? Ci credete fino alla fine? Beh, ma prima o poi dovrà pur saltare fuori questo corpo, io me lo auguro, insomma, ci credo. La politica tra i 19 DDL collegati alla manovra che il governo prevede. Nel DEF ci sono anche misure per l'autonomia differenziata. È un bel segnale il commento del governatore del Veneto Zaia. Adesso avanti tutta, pancia a terra per portare a casa il risultato. Dice Zaia, che nel frattempo replica al duro attacco sferrato ieri dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che aveva parlato di un sud rapinato dal nord in termini di risorse per la sanità nel mirino, proprio il Veneto. A me spiacciono questi toni, anche se non è la prima volta che vengono utilizzati. Spiace perché poi magari incontri qualche campana convinto anche che queste siano delle verità. Potrei solo dire che nel PNRR alla Campania vanno 591 milioni di euro, al Veneto 362 mila. Potrei dire che noi abbiamo 59.000 dipendenti della sanità, privato compreso, e la Campania ne ha 65.000. Potrei dire che la Campania ha avuto purtroppo commissariamenti, che sono commissariamenti che tutti noi conosciamo per anni. Potrei dire che il Veneto è primo per l'EA, potrei riportare un sacco di dati, però quello che non capisco perché questa polemica. Io invece la sfida la lancio, dico, visto considerato che tutti siamo bravi, si faccia l'autonomia anche in Campania. A me non risulta che ci siano state limitazioni nel distribuire le risorse, visto considerato che il Fondo Nazionale della Sanità viene suddiviso in base agli abitanti e all'età. E l'età per un semplice motivo, perché comunque i più anziani si ammalano di più dei ragazzi di 18 anni o di 15 anni. Tutto qua. Però ripeto, il PNRR, dato ufficiale, dà alla Campania 591 milioni di euro, il PNRR dà al Veneto 362 milioni di euro. I dipendenti del Veneto con la sanità privata sono 59.715, i dipendenti della Campania con la sanità privata sono 60.215, perché sono di più?
perché noi abbiamo molto meno privato. Un aggiornamento di cronaca con un tragico incidente agricolo nel pomeriggio a Quinzano, nel Veronese. A perdere la vita un agricoltore. La vittima stava conducendo una moto zappa quando è caduto e sarebbe stato travolto. Forse l'uomo è finito a terra dopo aver messo un piede in fallo, finendo arrotato dal macchinario. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con 3 mezzi e il personale del SUE. Ma per lui non c'era più nulla da fare. E adesso gli aggiornamenti sul fronte Covid con la variante Omicron 2, sul fronte scuole. A 2 mesi dalla fine delle lezioni, contagi in aumento e diffusività della nuova variante che preoccupano. Cresce anche il numero di classi con positivi. Il numero quotidiano dei nuovi contagi da Covid rimane elevato in Veneto, quasi 7.000 quelli di oggi, e anche nelle aule scolastiche i positivi sono in aumento, colpa innanzitutto della nuova variante, l'Omicron 2, che si diffonde velocemente, ma una parte potrebbe farla anche il superamento della DA, dell'allentamento delle restrizioni. Confesso che un po' di preoccupazione c'è nel mondo della scuola, da parte dei dirigenti scolastici mi è stato anche manifestato in qualche misura, diciamo che forse il mondo della scuola avrebbe gradito il mantenimento di misure un attimino più rigorose fino, tutto sommato, al termine delle lezioni, che è l'8 giugno. Però ovviamente ci atteniamo alle indicazioni, diciamo che abbiamo un po' buttato il cuore oltre l'ostacolo come paese e per cui comunque le indicazioni che sono vigenti devono essere molto rigorosamente osservate. A scuola come altrove occorre dunque continuare a rispettare con scrupolo la disinfezione delle mani, il distanziamento e l'uso della mascherina. I numeri nella Marca trevigiana confermano che la guardia deve rimanere alta. 625 le classi con casi di positività, 15 quelle in cui vige l'obbligo di FFP2 perché i contagi sono pari a 4 o in numero anche maggiore. L'ULSS 2 sta seguendo con attenzione l'evolversi della nuova variante. Sarebbe da stupidi non essere preoccupati, però siamo attrezzati ovviamente per tener botta, ma soprattutto è dimostrato che la nuova variante, pur essendo molto diffusiva, di fatto non porta le persone in ospedale. Per ora la 4ª dose di vaccino è prevista solamente per i soggetti fragili, ma a livello nazionale già si discute di riprendere la campagna a settembre. Ci arriverà ovviamente una 4ª dose a settembre con le varianti, noi siamo a disposizione, ma non siamo noi a deciderlo, chiaramente è il Ministero che ci dirà se fare o non fare questo. Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promovetro Murano, fa il punto sui rincari dei prezzi del gas e a metano per le vetrerie di Murano. Il ristoro erogato dalla Regione Veneto ha contribuito al pagamento delle bollette fino a febbraio. Da marzo però le aziende sono tornate in difficoltà. A settembre 2021 le bollette per il consumo del gas a metano delle fornaci del vetro a Murano segnavano un costo di 20 centesimi a metro cubo, ora si è schizzati a 1,25 €, 6 volte tanto. Il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro, a capo di un consorzio a cui aderiscono una 50ina di fabbriche e fornaci a salvaguardia della produzione artigiana, tutelata anche dalla Regione Veneto, fa il punto. Il problema del gas, che ormai continua da più di mezzo anno, sta seriamente mettendo a repentaglio il proseguimento delle nostre attività produttive. Lo stanziamento che la Regione del Veneto ha fatto a fine 2021 con il mese di febbraio è praticamente esaurito. Noi siamo in attesa dello stanziamento promesso dal governo, perché se non possiamo contare su questo tipo di ulteriore ristoro, ulteriore aiuto, non so se riusciamo a tenere aperti. Il gas, ricorda il presidente Gambaro, è essenziale. Noi con il gas ci viviamo, per noi il gas è assolutamente essenziale nel nostro ciclo produttivo. I nostri forni sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non possiamo farne a meno. Ricordo che noi pagavamo fino a settembre 2021 il gas a 20-21 centesimi al metro cubo e siamo arrivati con la bolletta con la fattura di dicembre 2021 a pagarlo a 1,25.
E adesso vi raccontiamo la storia di Brian, studente trevigiano di 22 anni che sui social sta percorrendo il suo percorso di transizione di genere. Per anni sono esistito, dice, oggi finalmente sono. Si deve credere nella felicità, perché la felicità passa per scelte di coraggio e in virtù di questa cosa bisogna essere coraggiosi e pazienti e tutto arriva alla fine. Crederci fino alla fine per raggiungere i propri sogni è quello che ha fatto Brian Ceotto, 22 anni, studente di lettere all'Università di Milano. Brian all'anagrafe Daphne nasce in un corpo femminile che sin da piccolo sente stretto, poi alle medie la piena consapevolezza di sé. Non percepivo il mio essere, sentivo la mia anima più grande del mio corpo, sentivo come di essere intrappolato in qualcosa che non doveva esistere. Ma questi sentimenti li tiene chiusi dentro, non ne parla con nessuno, è più forte la paura del giudizio degli altri, poi in terza superiore la svolta grazie ad un tema. Ho annunciato allegramente e ampiamente di sentirmi Brian e di essere tale e quindi lì direi che è stato il grande momento. Il professore di italiano legge il tema e parla con Brian, tocca i tasti giusti, gli dà coraggio. Grazie alle sue parole e grazie al supporto della famiglia accanto a lui da subito, il 12 giugno 2021 inizia il percorso di transizione. È un percorso ormonale, il che significa semplicemente iniezioni di testosterone e il testosterone lavora su se stesso attraverso il corpo. Interventi non ancora? Non ancora, perché serve un iter legale in Italia per accedere agli interventi, perché serve la rettifica anagrafica del nome e del genere sui documenti. Un iter legale però lungo e dall'esito non sempre scontato. Ci sono percorsi psicologici alle spalle che attestano la nostra disforia, percorsi endocrinologici che attestano il nostro percorso medico. Purtroppo però un giudice nel giro di 2 ore attraverso una sentenza può negare la possibilità dei nostri documenti, almeno parzialmente. Non so cosa mi aspetti nel futuro, ma spero di essere sereno, ci racconta Brian, che ha ben chiaro quale sia ora il suo più grande sogno. Non vedo l'ora di cambiare i documenti e di poter accedere finalmente agli interventi, che sono uno degli step più importanti per me stesso. Nemmeno gli episodi di transfobia di cui è stato vittima negli anni lo hanno fermato e ora guarda con serenità le foto da bambina. Ho raggiunto traguardi che mai avrei pensato di raggiungere, quindi sono davvero fiero di me stesso e orgoglioso di quello che sto facendo. Un percorso non certo facile che Brian ha deciso di raccontare sui social. Perché voglio smettere di credere che la gente possa considerare la transessualità un tabù e voglio far credere alle persone che c'è una grossa distinzione tra l'essere e l'esistere. Sono esistito per tantissimi anni fino all'anno scorso e adesso finalmente sono, quindi abbiate il coraggio di essere e di smettere di esistere. Si celebrerà ogni anno il 26 gennaio la giornata dedicata alla memoria degli alpini. Siamo grati e commossi, dice il presidente dell'ANA Favero, che in queste ore ha interpellato l'ambasciatore russo in Italia dopo il deturpamento del ponte dell'amicizia a Nikolajevka. Direi che è una reazione estremamente positiva, mi lasci dire anche di gratitudine, non da parte solo mia, ma da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, di tutti gli alpini, soprattutto di quelli, come diciamo noi, che sono andati avanti. È un grazie a nome di tutti gli alpini di ogni generazione quello che arriva dal presidente ANA, il trevigiano Sebastiano Favero, al Parlamento italiano dopo che il Senato ha dato il via libera all'istituzione della giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini. Non amarli è impossibile, onorarli come meritano anche con una decisione istituzionale. È sacrosanto le parole del presidente Luca Zaia. La giornata si terrà ogni anno il 26 gennaio. Il 26 di gennaio, che per noi è una data significativa, perché è la data in cui, in un momento di grande difficoltà, in una, mi lasci dire, situazione difficile, quasi di disfatta come è stata la campagna e la ritirata di Russia, c'è stato quel momento di orgoglio, quella volontà di tornare a baita che gli alpini hanno messo in quella battaglia di Nikolajevka. E proprio a Nikolajevka è stato deturpato il ponte dell'amicizia costruito dagli alpini pochi anni fa per onorare i caduti di tutte le guerre. Su un simbolo di pace è comparsa la famigerata Z bianca, simbolo delle truppe russe in Ucraina. L'amarezza delle penne nere è diventata protesta formale. Ho fatto un comunicato, ho mandato un comunicato all'ambasciatore italiano russo in Italia,
per dire chi sono gli alpini, chi è l'Associazione Nazionale Alpini. Associazione che inizio anni 90 costruì in quella terra provata dal crollo dell'URSS un asilo, la testimonianza dell'essere sempre presenti in ogni emergenza, la ricostruzione, la guerra, la pandemia e ora i profughi dall'Ucraina, guardando anche alla dunata triveneta dell'altopiano prevista per luglio, un grande momento di condivisione per ricordare i 100 anni dalla prima dunata sull'Ortigara. Siamo in chiusura, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica stabile, bel tempo prevalente sul nostro territorio, dove il clima tornerà ad essere molto mite. Vediamo il dettaglio di giovedì 7 aprile. Sul Veneto nebbie locali fino all'alba, ma in dissolvimento in mattinata. A seguire ampio soleggiamento con alternanza di nuvole e rasserenamenti sulla pianura. Precipitazioni assenti, salvo sui monti nel pomeriggio per qualche veloce acquazzone. Venti in prevalenza moderati da sud-ovest. Temperature, come detto, in aumento, anche sensibile, minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 15 e i 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso, con schiarite più ampie verso la costa, dove dalla sera soffierà scirocco moderato. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui bel tempo, schiarite alternate ad annuvolamenti che a tratti saranno anche consistenti. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.